Perché la scelta di candidarsi a sindaco di Agrigento? Perché la città di Agrigento ha bisogno oggi non un sindaco di mestiere, ma ha bisogno un sindaco che ama questa città, che non si fa tirare la giacca a destra e a manca dai soliti politici che hanno portato la città di Agrigento agli ultimi posti delle classifiche italiane. Oggi c'è bisogno di un sindaco che conosce i problemi veri della città. Oggi non c'è bisogno di grandi cose, noi dobbiamo iniziare dalla pulizia delle strade, dobbiamo illuminare le strade, dobbiamo rifare le strade e dobbiamo ridurre le tasse agli agrigentini, l'IMU, le bollette idriche, la bolletta sui rifiuti, essere più vicini alla città, cercare di essere più solidari possibile con la gente. Oggi c'è la gente che non può pagare le bollette, che ha problemi di posti di lavoro. Ecco perché io mi voglio candidare a sindaco, per aiutare la mia città, per aiutare gli agrigentini. Ha anche parlato di università e centro storico. Abbiamo parlato di università, è importante che l'università viva qua al centro storico di Agrigento. Noi abbiamo uno stabile in Via Atenea e quindi dobbiamo portare l'università in Via Atenea ad Agrigento, nel centro storico. Dobbiamo vivacizzare, rivitalizzare il centro storico con dei giovani. È importante fare dei corsi di laurea in archeologia, è importante far arrivare dal Mediterraneo, ma non solo dal Mediterraneo, altri studenti. È importante che Agrigento diventi una università per gli stranieri, solo così noi possiamo risolvere i problemi degli agrigentini. Questo si chiama anche turismo. È importante che la Valle dei Templi sia in stretto contatto con il centro storico. Il centro storico dovrà essere ristrutturato, dobbiamo dare l'opportunità ai giovani, ai meno giovani che vogliono aprire delle botteghe artigianali in centro storico, di non fargli pagare le tasse, di non fargli pagare al suolo pubblico, di non fargli pagare la spazzatura. Questo è quello che la gente vuole sentirsi dire. Noi dobbiamo intanto ridurre le spese anche della politica, riducendo lo stipendio in primis del sindaco, degli assessori, dei consiglieri comunali, dei dirigenti e poi dobbiamo tagliare rami secchi, come ho sempre detto. Se voi pensate che il parcheggio pluripiano ha un costo di 500.000 euro e la piscina ha un costo di 500.000 euro, Palazzo Filippini ha un introito di 15.000 euro anno, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè non è possibile continuare in questa maniera. Noi queste cose li dobbiamo dare ai privati. Che mi dice del partito che lo sostiene, Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale? Ma Fratelli d'Italia, io chiaramente hanno sostenuto il mio progetto, io sostengo il loro progetto perché è un partito abbastanza serio, un partito che porta avanti delle importanti iniziative per la collettività italiana. Abbiamo un leader, Giorgia Meloni, che sa alzare la voce al momento giusto, sa gridare al momento giusto. Oggi è un partito che chiaramente rimane con la propria storia e rimane al centrodestra, non come tutti gli altri partiti che si nascondono dietro le liste civiche e magari un partito di centrodestra si va a alleare con il PD o viceversa. E chiaramente mi auguro che la gente questo lo capisca, perché oggi la gente è abbastanza intelligente.